Per me ci sono certi vicoli verso Sant'Ignazio, Borgo Sant'Ignazio, non so, quel ristorante, lì da vedere. Provate lì. È la chiesa di San Pietro, insomma, il Castello Malaspina, abbiamo tante di quelle cose che c'è anche l'imbarazzo della scelta. Le spiagge di Tentizos, le spiagge di Sabadrucche, Argentina. La zona di Subonte e su Fiume. Prima la cattedrale, perché è da visitare, è molto bella ed è difficile trovarne una uguale. Sant'Emilia Priamo. Là c'è mio cugino, sta vendendo il vino, là troppo il vino buono e cosa da mangiare. Dal corso Vittorio Emanuele sino a Sagosta è tutto bello da visitare. Sicuramente la spiaggia di Cumpoltito, che è uno dei posti più belli della nostra costa occidentale, molto bella anche la spiaggia di Manago, anche lì si sta veramente bene, soprattutto in barca direi. Ogni bosano ha scelto qual è il suo luogo del cuore e ora gli abitanti della cittadina del Temo vogliono far conoscere a tutto il paese gli scorci più belli, il castello Malaspina, le case colorate di Sagosta, il fiume, l'antico ponte in Trachite, le concerie, il corso, le tante chiese e poi le bellezze della costa. La competizione sta andando bene dopo essersi registrati. Si può esprimere un voto al giorno per Bosa, la candidata sarda per la competizione Il Borgo dei Borghi, sul sito www.kilimangiaro.rai.it. Ecco perché. Perché effettivamente lo è uno dei migliori d'Italia, ce ne sono altri, però Bosa è caratteristica, è bella, insomma, va detto, è stupenda. Prima di tutto perché siamo bosani e poi perché è anche bellissimo Bosa. Bellissima, stupenda, solare. Votate perché è unica, è bella, è bellissima. Sono Businco, sempre votato a Bosa, che è stata più bella città d'Italia. Abbiamo tutto, montagna, mare a 400 metri, e cosa ci manca? Non ci manca niente. Ci mancano solo i soldi per spendere e per comprare le aragoste per mangiarle. È una cartolina, diciamo, più di quello. Per quello che abbiamo visto sino adesso è il migliore. Perché è un bel posto, è completo, c'è il mare, c'è il fiume, c'è il centro storico. Perché abbiamo il mare, abbiamo il fiume, abbiamo un centro storico che è bellissimo, abbiamo l'ambiente naturale che è ricco di animali, cominciare dal grifone all'aquila reale, abbiamo tantissime cose e poi ci siamo anche noi che siamo ospitali. Perché votare Bosa? Bosa ha la sua storia, la sua cultura, il suo carnevale, Bosa ha la sua cucina. Bosa ha i suoi aperitivi e non vedo perché, sui aperitivi a base di Malvasia soprattutto, non vedo perché non ci sia motivo di venirci a trovare, è perché è il borgo più bello d'Italia.